sicuramente sì. Va bene, allora cominciamo questa sessione dedicata alle architetture e agli strumenti dell'entourage ottoboniano, dando per assodato che magistralmente la parte relativa a Juvara è stata già, diciamo, il punto è stato già assolto da Tommaso Manfredi, ma non c'è soltanto Juvara, c'è una pletora di architetti che si relazionano attorno al circolo ottoboniano, che hanno dei rapporti più o meno forti, più o meno di fraintendimento anche nei confronti di quel linguaggio che aveva Juvara il suo centro gravitazionale, e quindi vedremo esposti questi problemi dal professor Laragnoli. Quando un linguaggio architettonico ha un centro gravitazionale forte, forse più che andare a sceverare le singole personalità è utile tracciare dei quadri categoriali che possano funzionare da strutture unificanti per un certo, diciamo, tipo di linguaggio che è ben distinguibile tra le tante correnti in atto a Roma in quegli anni. Quindi do la parola al professor Laragnoli della Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara, ma soprattutto colonna portante di quel rinnovato interesse per il Settecento romano che sin dagli anni 90 ha caratterizzato un filone di ricerca in cui Laragnoli ha avuto un ruolo assolutamente centrale. Quindi do con piacere la parola al professor. Molte grazie per queste belle parole che oltretutto inquadrano molto bene quello che vuole essere il mio contributo. Ringrazio anche cordialmente gli organizzatori di questo convegno, Kerry Wolf e Tommaso Manfredi e Francesco Moschini per l'Accademia San Luca, nonché la British School at Rome, perché effettivamente ci ritroviamo a fare tante persone che hanno studiato, che hanno ricercato a vario titolo pittori, scultori, architetti attivi alla corte di Ottoboni, ma mai c'è stata l'occasione per richiudere, per cercare di tracciare un filo comune. E allora, piuttosto che andare ad elencare, che comunque faremo, ma comunque vedremo queste personalità che si muovono nel mondo degli Ottoboni, soprattutto dopo la partenza di Juvara, che comunque all'ombra di questa grande figura, il mio contributo voleva porre sul tappeto una questione. Vi ricordate quanto molto spesso Elisabeth Kiefer, ma anche altri studiosi, ponevano il tema di un'architettura corsiniana, cioè diciamo suscitata da Neri Corsini, dal ciclo che ruota attorno a Clemente XII, e allora è possibile pensare ad una equivalente architettura ottoboniana. Naturalmente la domanda è un po' provocatoria, però vuole cercare di capire qual è un po' il linguaggio comune che può aver collegato architetti fra loro di stazioni diverse. Innanzitutto proponevo due momenti essenziali dell'attività di Ottoboni per l'architettura. Una prima fase che è comunque concentrata, la fase eroica, diciamo così, concentrata sull'attività al Palazzo della Cancelleria, in cui ovviamente il portato juvariano, l'influenza dell'attività per la scenografia, per il teatro sono assolutamente portanti, assolutamente dominanti, e sono relativamente meno frequenti le iniziative, diciamo in qualche misura pubbliche, cioè per fabbriche, per edifici rivolti ad una cittadinanza, ad un pubblico che non sia soltanto quello degli aristocratici e dei gentiluomini di corte, come succede appunto per il teatro, rispetto invece ad una seconda fase che secondo me si collega soprattutto con lo spartiacque del pontificato di Benedetto XIII, cioè dagli anni 20-25 in poi, fino alla morte di Ottoboni stesso, in cui questo aspetto di committente di fabbriche pubbliche prende il sopravvento, soprattutto in relazione alla sua nomina, alla sua cariche come vescovo delle varie diocesi suburbicarie intorno a Roma. In particolare vedremo Sabina e Porto e Santa Rufina, che sono state particolarmente importanti. Naturalmente il grande nume tutelare oggi è stato più volte tratteggiato, ma ricordo ancora anch'io Juvara da un lato, ma dall'altro questa forte impronta dell'Arcadia. Qui ci sono quelle capanne arcadiche a cui accennava anche oggi Tommaso Manfredi, gli studi che Juvara produce nel suo periodo tra Messina e Roma
opere come la Cappella Antamoro e soprattutto tutto quello che ruota attorno alla produzione teatrale, in particolare le scenografie. Volevo appunto per questo mettere una certa attenzione su questa grande enfasi sulla veduta d'angolo che Juvarra porta avanti sistematicamente e che in qualche misura avrà una certa influenza anche per quello che riguarda l'architettura, oltre naturalmente a questo procedimento di svuotamento in qualche misura consapevole, sempre perseguito, della massa architettonica sempre più collegata a fonti luminose e ad una visione aperta nello spazio. Allora proviamo a buttare giù qualche possibile invariante per questa architettura ottoboniana, che poi vedremo anche dopo. Per esempio questa combinazione tra l'ovale e la veduta angolare, quindi questo uso delle diagonali sempre combinate all'ellisse centrale. Ovviamente ricordiamo tutti lo schema di Superga, ma emerge in tanti architetti che ruotano attorno allo stesso Juvarra, un'architettura composta per parti. Qui muto da un testo di Antonio Capitello, un teorico spagnolo che ha studiato proprio appunto questa costruzione per nuclei coordinati all'interno di un'unica grande poi prefigurazione architettonica. Uso di cellule spaziali che molto spesso intervengono a modificare degli organismi preesistenti, e questo lo vedremo poi nel caso di Santa Croce in Gerusalemme. Geometrie contrapposte, ovale, curva, controcurva, sporgenze, rientranze, e lo vedremo anche questo molto spesso. Facciate tridimensionali, questo lo vedremo soprattutto per il concorso di San Giovanni Laterano. Riduzione allo scheletro strutturale della massa architettonica, e questo soprattutto lo vedremo nel caso delle volte degli architetti ottoboniani. Ruolo della luce, che abbiamo visto prima con Juvarra, una certa serialità dei caratteri architettonici, e questo è molto forte soprattutto nei due architetti allievi di Juvarra, cioè Gregorini e Passalacqua, e un forte adeguamento al contesto. Adesso sono molte le invarianti, vado un attimo sui nomi. Non è facilissimo individuare quali sono gli architetti di Ottoboni, soprattutto dopo la partenza di Juvarra. Diciamo che la figura che emerge dopo il 1714 è quella di Ludovico Rusconi Sassi, che ha un ruolo assolutamente preminente per quello che riguarda la gestione dei cantieri che in qualche misura l'Ottoboni porta avanti, ma si interfaccia anche con le altre figure, in particolare con Nicola Michetti, ma soprattutto con i due che in qualche misura avranno poi la responsabilità di portare avanti le fabbriche architettoniche del Cardinale, cioè Domenico Gregorini e Pietro Passalacqua. Rusconi Sassi è un personaggio ancora da mettere a fuoco in molti aspetti, qui con Michetti nel San Pietro a Fregarolo, dove vedete l'eredità borromignana piuttosto sì capita, ma forse anche fraintesa, invece questo effetto di riduzione delle nervature che vi dicevo prima per quanto riguarda la volta interna, che potrebbe più forse probabilmente attagliarsi alla sua partecipazione. Un'altra figura ricordo come interessante per mettere a punto questo numero è il ruolo invece di Ludovico Gregorini, il padre di Domenico Gregorini, che porta in questo gruppo l'ascendenza fontaniana. Qui c'è Rusconi Sassi, è direttamente imparentato con Matteo Sassi, quindi con il gruppo dei Ticinesi, ma anche lo stesso Ludovico Gregorini intrattiene rapporti molto stretti con la cerchia dei fontaniani e porta questa carica diciamo tardo cinquecentesca ad arrivare fino appunto a questo gruppo che ruota attorno a Ottoboni. Naturalmente anche qui notiamo l'insistenza sulla figura dell'ovale nel caso di San Filippo a Macerata. L'esordio di due architetti, Passalacqua e Gregorini. Passalacqua si fa molto gioco della sua parentela acquisita con Juvarra, e quindi scrive sulle sue presentazioni, quindi nella sua rete dei disegni per il concorso Clementino, nipote d'allievo di Filippo Juvarra. E qui ci sono gli studi approfonditissimi di Tommaso Manfredi, che ovviamente non ripercorro, ma rispetto al siciliano Passalacqua e Domenico Gregorini, che risulta sempre in qualche misura il capo dello studio, potremmo dire così. Come accennava prima Rocca, non dobbiamo pensare a singole personalità, quanto piuttosto a un linguaggio che passa in maniera abbastanza osmotica da una figura all'altra, da un cantiere all'altro, quindi ad una circolarità dei rapporti. Ma in questa circolarità
Il personaggio in qualche misura di riferimento professionale è sempre Domenico Gregorini, che ha vari cariche, ha colto in Arcadia, Spasio e Cniglio, ma mi premeva ricordare che per esempio è fra i pochissimi l'unico ottoboniano che viene chiamato come consulta per la cupola di San Pietro, l'evento, la discussione che poi porterà all'incarico a Vanvitelli e Polemi. La carriera di Passalacqua è molto legata all'esempio di Variano, i concorsi clementini che naturalmente riprendono questa architettura composta per parti che vi dicevo in precedenza, forse certamente con maggiore farraginosità rispetto all'esempio di Variano. Una opera per molti aspetti eccezionale è questo Prova, ancora un concorso clementino per i 4 santi canonizzati nel 12, dove emergono dei temi che in qualche modo rimarranno costanti nel tempo, quindi c'è una sorta di coinè che in qualche modo rimane fissa e non conosce grandissime variazioni. Guardate l'atrio, vedete soprattutto quello che succede in sezione sull'atrio con queste prese di luce, queste camere di luce e anche queste borromignane, le ritroveremo ugualmente nel progetto di Santa Croce in Gerusalemme quasi 40 anni dopo. Lo stesso Gregorini, qui il tabernacolo per il concorso clementino, notate anche qui l'attenzione per la duda d'angolo e quindi per le diagonali che accolgono l'apparizione del vuoto poi centrale del tabernacolo. Questa impostazione per esempio ritorna anche nel monumento sepolcrale di Alessandro VIII, voluto in maniera diretta da Ottoboni, che con altre personalità, con altri architetti, ma riprende in maniera diciamo quasi programmatica questi pattern compositivi. Curve e controcurve, geometria complessa, la macchina di fuoco artificiale, qui richiamo gli studi di Flavio Matitti che ha chiarito molto bene la destinazione, ma se facciamo attenzione ai palchetti laterali, per esempio, notiamo una verve compositiva anche qui giocata sulla contrapposizione delle geometrie, quindi con temi che potrebbero anche richiamare certe influenze centro e nord europee. Con gli anni 20, parafrasando quello che oggi diceva Flavio Matitti, l'otto boni forse diventa un otto buono perché comincia a pensare anche a fabbriche in qualche misura rivolte agli aspetti sociali. Questa è l'oratorio dell'Arciconfratelli del Santissimo Sacramento qui vicino, voluta da Ottoboni, ma con la partecipazione di Benedetto XIII che interviene alla cerimonia della prima pietra, della posa della prima pietra. Vedete uno schema che spesso viene detto borromignano, ma forse è l'aspetto più interessante all'interno, dove compare questa figura che molto spesso troviamo nelle descrizioni ovato bislongo, cioè una sorta di aula a dietri concavi che in qualche modo però risente molto di più dell'impostazione ovale. E guardate la copertura e ritorna quel tema della nervatura che diventa a questo punto un elemento dominante dell'invaso interno, probabilmente anche con le soluzioni architettoniche innovative. Il confronto con il tema borromignano certamente ribadisce la ripetizione di alcuni stilemi molto, molto isolati, molto precisi, ma certamente l'orchestrazione è completamente diversa. Altro personaggio che ruota e che prende queste tematiche è Carlo De Dominicis, che è il giovane dello studio di Ludovico e poi di Domenico Gregorini e Pietro Passalacqua, anche qui con tematiche sempre legate alla figura dell'ovale e a ricordi, a declinazioni borromignane molto molto vivaci, l'uso della luce. E negli anni 30 su questa strada, ecco, vedete che quindi Rusconi Sassi, che da figura in qualche maniera di tramite, diventa quasi poi a sua volta un seguace della strada indicata dai più giovani iuvariani. L'apertura al contesto anche fuori di Roma, Ottoboni vescovo di Sabina, quindi pone mano al riordino della diocesi di l'attuale Magliano Sabina, una diocesi molto, molto contrastata come storia e come evoluzione, la riorganizzazione del palazzo vescovile e del seminario con questa torretta con un valore di snodo urbanistico non indifferente, oppure le opere fatte per il vescovo di Frascati, e purtroppo non abbiamo più l'arcipredale dell'Assunta che è andata distrutta per un terremoto, vi ricordo la grande tela di Giaquinto all'interno, ma anche qui con una pianta ovata bislonga che con 7 cappelle radiali che in qualche misura
Passalacqua in questo caso aveva riproposto. Le opere per la diocesi di Porto, qui sono delle cose abbastanza poco note e interessanti, diocesi nel mezzo di zone malarica, come potete immaginare. La chiesa, già sistemata da Carlo Fontana per Flavio Chigi, viene simmetrizzata da questa cappella esterna progettata da Ludovico Riscoli Sassi, ma poi Gregorini con Passalacqua progettano l'atrio che chiude sostanzialmente la corte e disegna una facciata molto elegante, molto nitida, che è semplicemente un grande schermo vetrato per illuminare un grande scalone interno all'interno della chiesa. La cappella di Rusconi Sassi, come vedete, l'insistenza ancora sulle nervature, e la facciatina molto elegante, molto sobria, di grande, a mio avviso, anche proprio di valore strutturale in relazione alla luce interna, disegnata dai nostri Gregorini Passalacqua. Ancora uno scambio di ruoli tra Rusconi Sassi e i due, la cappella Ottoboni in San Lorenzo in Damaso, dove tutta la cappella è pensata in funzione paratattica di questo ovale che non è dichiarato ma vive nella volta e nelle pareti di fondo che sono leggermente arcuate, e emerge in maniera evidente questo tema nella famosa confessione pensata da Gregorini insieme a Passalacqua. Il ruolo preponderante è sempre Gregorini per l'abside, riprendendo il tema berniniano, ma notare che anche qui l'ovale della confessione, a cui si accede per due scale divaricate, viene poi in qualche misura mangiato e comunque articolato da questo avanzamento del fronte verso l'altare, anch'esso curvilino e sostenuto da un arco in curva molto interessante. Temi legati all'ordine e l'ordine architettonico. Notate come questa forte insistenza su questo capitello strigilato, che ha all'origine un motivo michelangiolesco, tardo cinquecentesco, ma che il gruppo ottoboniano usa frequentissimamente. Anche qui potremmo pensare ad un passaggio attraverso Juvarra, che rilegge fabbriche borromiane come la propaganda fide, e che lo stesso Juvarra poi impiega nei quartieri militari, questi capitelli semplificati, per ritmare in maniera molto forte, molto decisa, molto strutturalmente motivata la parete e l'organismo edilizio. Altre opere degli anni 30, ma vado velocemente: il rifacimento del Teatro d'Ordinona, in cui stranamente Gregorini non riprende minimamente nessuna degli insegnamenti in qualche misura juvarriani, o Passalacqua in quest'opera poco nota che studiò per la sua tesi di laurea lì di San Luigi in Solera, la scalinata per il Collegio dei Gesuiti e varie opere all'interno del Collegio dei Gesuiti a Dubrovnik, allora Ragusa. Ma direi che l'ala ottoboniana, e qui ci avviciniamo verso la conclusione, credo, non so se ci siamo in tempo, l'ala, adesso sto facendo la corsa per appunto non sentire le durezze rocchiane che arrivano, ha in qualche modo la sua consacrazione, perché effettivamente soprattutto il concorso del 32 in qualche misura si pone come una sorta di rilettura, di riproposizione, di rimeditazione dei temi che erano stati avanzati già da Juvarra nel primo periodo settecentesco. Vedete le idee, i pensieri attorno al concorso del 1705, ovale generatore in facciata, un fatto abbastanza singolare, abbastanza inusitato tutto sommato, anche qui certamente con varie eredità, con varie paternità che potremmo trovare, ovviamente progetti di Andrea Pozzo, e non dimentichiamo anche progetti sulla piazza di Juvarra che in qualche misura coinvolgono e quindi inseriscono ancora una volta tra quinte un edificio, l'apparenza di un edificio monumentale. Ma ricordo anche altri progetti meno noti, per esempio questo pensiero di Filippo Vasconi, che è anche lui collaboratore e panente, soprattutto collaboratore per quanto riguarda le incisioni di Filippo Juvarra. Se noi proviamo a rielaborare quel quarto di pianta che è disegnato qui da Vasconi, otteniamo uno strano effetto, ma tutto sommato credibile, che ribadisce questa ricerca di elementi generatori accanto ad una persistenza. E questi temi, che sono presenti nel 5, la compagine ottoboniana li porta in maniera non vittoriosa, come sappiamo, nel concorso del 1732.
dove effettivamente possiamo un po' pensare ad uno scontro, comunque ad un confronto con il nuovo verbo corsiniano, perché lo Sconisassi per esempio ripropone questa facciata dove vedete che compaiono tutti gli elementi che già abbiamo visto, l'enfasi sullo scheletro strutturale, la presenza di un atrio in facciata molto ellittico, la concezione di una facciata tridimensionale a strati che sembrano andare ciascuno avere un proprio ruolo e accogliere al centro uno spazio intermedio, quindi conferendo un volume, diciamo, un ruolo anche dinamico alla facciata stessa. Altre vedute del modello, ma anche Pietro Passalacqua, portano modelli sia Gregorini, partecipa al concorso sia Gregorini che Passalacqua, e entrambi con delle menzioni abbastanza positive, soprattutto Pietro Passalacqua, ma che viene criticato però per la altezza eccessiva. Qui c'è un disegno attribuito a Passalacqua dove effettivamente c'è questa parte centrale molto elevata. Se noi nella seconda parte c'è una ricostruzione del progetto, vedete che se proviamo a leggere bene le linee, anche in questo caso c'è la riproposizione di una cellula spaziale in facciata e dietro la facciata vera vedete che si intravede il coronamento della facciata di San Giovanni Laterano precedente, quindi effettivamente molto sporgente. Tangenza con il mondo centroeuropeo? Perché no? La Neumünster di Würzburg, dove una chiesa del XI secolo viene riletta, rivissuta attraverso la proposizione di un atrio ottagonale centrico in facciata. Certamente quello che manca ai nostri architetti è la capacità di sviluppare questo discorso in senso estremamente libero e esteso a tutta la concezione architettonica, come accade per esempio in Guarini o addirittura in Neumann con il santuario di Vierzehnheiligen. E concludo con il cantiere che in qualche misura, per il mio, ma tutto sommato a distanza di anni crederlo, ha costituito in qualche modo una riscossa del circolo ottoboniano. Ottobonio ormai è morto nel 40, la mano passa a un altro personaggio importante per questo studio, cioè Pompeo Aldrovandi, cardinal datario di Benedetto XIV, che affida ai due, ma è sempre quel ruolo predominante, la ricostruzione e la nuova facciata di Santa Croce in Gerusalemme. Notate anche qui le ali divaricate, l'atrio centrale, la facciata non è stata compiuta, questa è la visione che ne offre il memorialista Besozzi, ma vi ricordate le scenografie guardiane, l'atrio accerchiato da due ali che in qualche misura ribadisce questo ruolo appunto poi polare della veduta. E se guardiamo anche la pianta, questo è Melchiorre Passalacqua, figlio di Pietro, e notate questo atrio che è lo stesso che aveva disegnato Pietro Passalacqua nel concorso del 1713, in qualche misura riproposto, e guardate anche la sezione con quelle camere di luce che vedete nel rilievo che hanno la stessa funzione che avrebbe dovuto avere la prefigurazione di Passalacqua. Quindi a distanza di molti decenni, faccio scorrere le immagini, ma sono immagini che più o meno conosciamo tutti, qui vedete le prese di luce disegnate da Gregorini nel progetto, da Passalacqua in quello più antico del 1712-13, che vengono riproposte a distanza di 30 anni come una sorta di configurazione ormai acquisita. Il linguaggio anche dell'atrio in qualche misura richiama quelle produzioni architettoniche che abbiamo visto in precedenza. All'interno della chiesa invece ritorna ad una sodezza di rapporti e di strutture, per però poi avere il canto finale, molto l'acuto finale nel tabernacolo, che guardate un po' confrontato con gli studi per il santuario della Beata Vergine di Caravaggio di Iovarra, in qualche misura riprende quello svuotamento. Addirittura la trabeazione diventa un nastro unico continuo completamente vuoto, quindi ritorniamo a quei temi che abbiamo visto in precedenza, e quindi in qualche misura ancora a distanza di tanto tempo ribadisce questa fedeltà a questi principi. Concludo rapidissimamente questo tema della facciata tridimensionale o atrio in prospetto, o comunque diciamo scalarità del passaggio. Il Duomo di Sutri, anche qui una fabbrica medievale rinnovata durante il corso del XVIII secolo, probabilmente Clemente Orlandi, questo atrio ovale in facciata,
ma anche la prova onesta di Carlo De Domicis a Sant'Eligio dei Sellai. Notate anche qui una cupola che in qualche modo allenta l'ingresso in questo interessantissimo spazio purtroppo perso, e la rievocazione studiata da Barsuo, da Tommaso Manfredi, dell'oratorio dell'Arciconfraternita di Santo Spirito in Sassia, sapete, demolito, smontato, ricostruito, che è una chiara riaffermazione, ormai nei pieni anni 40, del dettato portato da Iovarra a Roma. Un piccolo accenno per le ultime opere. Questi architetti sostanzialmente subiscono una sorta di marginazione, e passa l'acqua, muore relativamente giovane. Gregorini affianca Aldrovandi nella riorganizzazione delle sue diocesi, soprattutto di quella Montefiascone e Corneto, con degli interessantissimi interventi che ci ricordano questa capacità di aderire molto bene al contesto. Quello è in basso è il Palazzo Vescovile, che è una sorta di villa quasi settecentesca, a gradoni, molto, molto interessante, e per esempio il restauro, comunque la riutilizzazione del San Flaiano a Montefiascone, una chiesa interessantissima, dove costruisce la loggia superiore e inserisce la chiesa in un continuum edilizio diciamo di carattere più funzionale, ma che comunque tiene in vita la chiesa. Concludo per dire che appunto poi le ultimissime prove di Gregorini le possiamo trovare, questa è una novità di questi ultimi tempi, nella confraternita del Carmine per San Giovanni in Trastevere, dove è architetto dell'Arciconfraternita e progetta una serie di tabernacoli. Ancora va capito, perché l'Arciconfraternita sta rimettendo in ordine gli archivi, va capito il suo contributo esattamente come può essere definito. Mi faceva piacere concludere con un accenno ad un testo recente che mi sembra molto interessante di Paolo Isotta, Lotta Lira, che è dedicato ad una rilettura di Ovidio, ma lì trovate molto bene delle pagine illuminanti su Roma di Ottoboni e di Handel, come in questo caso lo Iovarra della musica, potremmo dire, capace di portare avanti in senso progressivo e non soltanto nostalgico, non soltanto paralizzante, l'eredità barocca, aprendosi poi addirittura al romanticismo, all'Ottocento, perché no addirittura alla vicenda novecentesca. Molte grazie. Ringrazio moltissimo Claudio Guaragnoli per questa densa sintesi, che in effetti si sente il bisogno, perché la pletora di architetti del primo Settecento romano è tale che poi ha invogliato una congedo di studi analitici, però dobbiamo ricordarci appunto queste coordinate, cioè la circolarità dei temi sovrapersonale e appunto il fatto che tutto sommato anche qui per un quarantennio c'è una sorta di sospensione della teleologia, cioè avere una addirittura che vada a un fine diciamo così dichiarato e chiaro, ma addirittura che fluttua tra tematiche che vengono incessantemente rielaborate e poi a un certo punto muore, ma questo quarantennio è una quarantennio diciamo di sospensione. Interessante anche vedere appunto sul San Flaviano di Montepascone come delle personalità anche forti poi sono in grado di diventare dei camaleonti che si riacquattano nelle preesistenze e non diano segni diciamo di vita, di organismo apparente. Quindi vi ringrazio e vediamo se c'è un po' di tempo per fare. Sì. E passo quindi al tema successivo, Domenico Paradisi e il ciclo di falsi avanzi per il Palazzo del Cancelleria, che ci dirà Francesco Petrucci di Palazzo Chigi di Aniccia, che è stato benvenuto, dove sentiremo anche delle risposte per quelle domande che voi studiosi del Settecento spesso vi fate, ma tipo ma dove sono andati a finire questi architetti? Per esempio mi sono occupato di Valvassori inizia con una sua a livello europeo, Palazzo Doria al corso. Dove va a finire Valvassori? E poi lo vediamo, interventini, manutenzioni, e acquattarsi anche egli come un cavalonte con qualche altro sprazzo di grandezza. Quindi Domenico Paradisi, che ha fatto delle architetture rilevanti, dove si riacquatta, dove diciamo, si riapertisce, e quindi questo penso che a parte diciamo, l'analisi del inesauribile tessuto iconografico del Palazzo
il palazzo della cancelleria del Toponi, diciamo, c'è anche questa cosa che sono fatte, diciamo, le risposte. Grazie. Volevo fare innanzitutto i complimenti. Sì. Volevo fare i complimenti agli organizzatori, quindi a Tommaso Manfredi e a Karin, che sta da qualche parte, per l'ottima iniziativa e devo dire la qualità molto alta di tutti gli interventi che io ho potuto ascoltare insieme a voi oggi, compreso l'ultimo, mi è piaciuto molto, e quindi veramente complimenti e grazie di avermi coinvolto in questa bella manifestazione che mi consente di ritornare su un argomento che avevo affrontato 25 anni fa circa, cioè quello dei finti arazzi o dei panni dipinti a guazzo che praticamente sono confluiti di provenienza ottomboni e che sono confluiti in circostanze ancora non molto chiare nella collezione Chigi. Diciamo che sicuramente una delle commissioni più impegnative del patronato del cardinale Pietro Ottoboni è stato il doppio ciclo di dipinti prima e di arazzi poi, ispirati alla Gerusalemme liberata, che arredavano il suo appartamento nel palazzo della cancelleria per la sua carica di vice cancelliere. La prima commissione risale all'inizio degli anni 90, tra il 91 e il 93. Domenico Paradisi viene pagato e viene salutato dal cardinale Ottoboni per avere organizzato la decorazione di questo ciclo e da Mercurio errante di Rossini sappiamo che in realtà oltre a Paradisi erano stati coinvolti anche Michelangelo Ricciolini, che è un pittore di figura, e François Simonot, Francesco Borgognone, non su Francesco, che era invece un paesista. La figura di Domenico Paradisi è abbastanza interessante e emblematica di un processo di cambiamento che avviene nell'ambito dell'organizzazione di cantieri decorativi tra 600 e 700. Un suo predecessore è Francesco Corallo, che ha lavorato molto per Casa Chigi, e nel 700 più avanzato Giovan Battista Stazzi. Cioè in precedenza nei cantieri ancora cinquecenteschi e della prima parte del Seicento le grandi botteghe, pensiamo al Cavaliere d'Arpino, pensiamo a Pio da Cortona, erano in grado di avere nel loro ambito, nel loro seno, delle competenze professionali che consentivano di produrre dei sistemi decorativi molto articolati, molto complessi. Il processo di specializzazione sempre più forte che avviene nella seconda metà del Seicento porta ad una certa autonomia degli artisti specialisti e quindi della necessità, nel caso in cui questi vengono coinvolti in un cantiere, di un coordinatore, di una figura che funga da impresario, quindi dal punto di vista contabile tenga conto delle spese che ci vogliono per affrontare un determinato sistema decorativo e poi assuma gli incassi e li distribuisca ai vari collaboratori. E naturalmente intervenendo, io credo, anche in una fase poi progettuale, perché Domenico Paradisi è una figura che meriterebbe degli ulteriori approfondimenti. Era architetto, sappiamo di alcuni suoi interventi in Santa Maria in Pia, in Santa Cecilia in Trastevere, ci sono documentati, ma era anche un ornamentista, era anche un decoratore, era un impresario e era anche un
un inventore di apparati effimeri, quindi una figura molto articolata e molto complessa. Sicuramente questo ciclo Ottoboni, questo doppio ciclo Ottoboni, perché sono due cicli separati, cioè i finti arazzi, e nel mio intervento è stato riportato falsi arazzi, ma è sbagliato, cioè non c'era la volontà di ingannare, il falso c'era la volontà di inganno, no, chiunque vedeva li riconosceva che non erano veri arazzi, però era proprio una dizione tecnica riportata nei documenti, vengono chiamati proprio finti arazzi e vengono realizzati a guazzo o con succhi d'erbe, quindi delle tecniche povere che consentivano di andare molto rapidamente e di spendere poco, con dei risultati abbastanza pregevoli. Ecco, in questo caso c'è un lasso di tempo di più di 40 anni tra la realizzazione dei finti arazzi, delle tele a guazzo e quella degli affreschi e degli arazzi. Quindi non c'è un rapporto di dipendenza che avviene soltanto quando a un certo punto il cardinale Ottoboni, in piena crisi economica, da quello che abbiamo risentito oggi da Flavia Matitti, cioè dal 32 al 39-40, avvia la realizzazione di veri arazzi commissionati a Pietro Ferroni, che era il responsabile della arazzeria del San Michele, e io credo che questa commissione dovesse continuare, che si è interrotta soltanto per la morte del cardinale. E non a caso l'indebitamento che lui aveva contratto, di cui abbiamo sentito chiaramente insomma, le parole oggi di Flavia Matitti, determinò l'immediata alienazione di tutto questo, oltre alla collezione di opere d'arte e di diritti, anche di tutti questi arazzi e finti arazzi. Ecco, diciamo che tornando all'argomento che vi dicevo, sembra che tra la seconda metà del Seicento e la metà del Settecento fosse molto diffusa la consuetudine di commissionare queste tele a guazzo che imitavano gli arazzi. Però allo stato attuale ne abbiamo pochissimi esempi, sono spariti proprio del tutto, anche perché erano dei materiali fragili. Guarda caso un gruppo di questi finti arazzi si trova proprio nella collezione Chigi, oltre a quelli ex Ottoboni, e questo è un ciclo che risale tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e che chiaramente sono delle tele dipinte a guazzo che Waterhouse aveva attribuito a Giacinto Gimignani, ma non è Giacinto Gimignani. Io credo che le figure siano di Girolamo Troppa, opinione condivisa anche da Erich Schreier, e che invece l'intelaiatura architettonica, l'ornamentazione sia opera di Giovan Battista Magni, detto il Modanino, perché ci sono moltissimi pagamenti intestati al cardinale Flavio Chigi e anche a Agostino Chigi, cugino, e proprio a Magni per molti finti arazzi con giochi di punti, tipo questi qui. Ma c'è anche un pagamento a Girolamo Troppa, che aveva fatto un finto arazzo, perché anche Troppa nasce come decoratore. E quindi questo è un ciclo dedicato alle 4 stagioni. Io ve ne mostro 2. Poi, sempre in ambito chigiano, il cardinale Flavio Chigi aveva commissionato per il suo palazzo di San Quirico d'Orcia, io credo sempre a Paradisi, a Ricciolini, di cui si conosce la mano in quelli che sono rimasti, e probabilmente anche Simonò per le inquadrature paesistiche, la realizzazione di un ciclo sulle storie di Alessandro. Era un omaggio a Papa Chigi, Alessandro VII. Ecco, questo è il ciclo. Vedete, sono molto, dal punto di vista, vedrete, sono molto simili a quelli di Aniccia, però l'intelaiatura, l'incorniciatura è abbastanza semplice. Tornando agli arazzi e ai finti arazzi, quando io ho cominciato ad occuparmi di quelli che sono rimasti
ad Ariccia erano stati ritrovati dalle ricerche di Edward Olszewski e di Edith Standen 10 degli arazzi ottoboni. 4 si trovano al Metropolitan Museum di New York, sono questi qui, e 2 si trovano all'Opera House di San Francisco, altri presso l'ambasciata tedesca in Vaticano e altri sono transitati sul mercato antiquario. Vedete, c'è questa enorme cornice inquadra sui lati verticali 2 telamoni che sostengono il globo fasciato e l'aquila bicipite, che è il simbolo di casa Ottoboni. Poi al centro in alto c'è un mascherone, sotto c'è un'iscrizione che è l'episodio della Gerusalemme liberata illustrata nella rappresentazione. E sotto ancora ci sono 2 cornucopie che inquadrano un mascherone. Vedete, questo è tutto il ciclo del Metropolitan, ciclo che è documentato perché ci sono numerosi inventari ottoboni pubblicati da Olszewski, ma ci sono anche degli inventari pubblicati, delle voci inventariali pubblicate dalla Standen. E quello della Standen è molto interessante perché ha estratto delle parti di un inventario topografico, quindi si può percorrere sala per sala e sapere quello che c'era nella sala. È quello che a noi architetti, perché anch'io pur essendo ormai votato ad altre cose, però sono architetto, cioè quello che è più interessante. Diciamo che questi finti arazzi si riscontrano con precisione negli inventari. Ecco, questi sono a San Francisco, e questi sono invece nel Vaticano, l'ambasciata di Germania. Ecco, tutto il ciclo sono esattamente 10. Siamo in Inghilterra, Hamilton Palace, c'erano alcuni di questi finti arazzi che sono quelli poi che vi ho fatto vedere. Ecco, ad Ariccia si trovano invece alcuni dei finti arazzi. Io ne avevo rintracciati 3, ma non ero riuscito a capire all'epoca la ragione quindi di questo arrivo, per quale motivo questi arazzi fossero confluiti nella collezione di Chigi e si trovassero ad Ariccia. Oggi forse ho l'idea un pochettino più chiara, perché studiando anche tutti gli inventari e conoscendo meglio la genealogia, la famiglia, le parentele, possiamo aggiungere due cose: che innanzitutto dopo il completamento dell'ala ovest del palazzo verso il parco, che era rimasta incompiuta perché il principe Augusto Chigi nel 1740 la completa con 4 ambienti, 4 sale, sempre secondo il progetto seicentesco. Ecco, negli inventari, nel primo inventario del 1744 e nel secondo inventario che risale a una trentina di anni dopo, sono descritte in queste sale nuove delle tele dipinte a guazzo, tele dipinte a sughileppe, quindi erano stati arredati questi ambienti probabilmente con tutti questi finti arazzi, tra cui quelli delle 4 stagioni che sono nella prima sala. C'è anche un secondo ciclo, sono dei giochi di putti che io riferisco totalmente a Giovan Battista Magni, il Modanino, e poi le altre sale probabilmente contenevano questi arazzi ex ottoboni. Lo dico probabilmente perché non c'è una descrizione, non sono descritti. E poi c'è un altro aspetto non secondario, perché effettivamente c'era una parentela, seppur indiretta, tra i Chigi e gli ottoboni, perché Laura Chigi, che era figlia di Augusto e sorella di Agostino II, quindi il principe Agostino Chigi, che poi completò l'arredamento di quest'ala, Laura Chigi appunto aveva sposato Gaetano Boncompagni Ludovisi. Il fratello di Gaetano
era Pietro Gregorio Boncompagni Ludovisi, che sposò l'ultima delle Ottoboni, l'ultima Maria Francesca Ottoboni, e da questo matrimonio c'è stata poi la casa Ottoboni è proseguita in casa Boncompagni Ludovisi. Quindi c'era un rapporto tra le due famiglie e probabilmente, io credo, Laura Chigi può essersi prodigata in quel momento di difficoltà per casa Ottoboni, quando dovevano assolutamente vendere per pagare tutti i debiti. I Chigi avevano bisogno di arredare gli ambienti, alcuni ambienti del palazzo, e quindi acquisirono questi fitti arazzi. Ecco, vedete, questo è un altro, quello precedente l'ho mostrato, è un altro di questi fitti arazzi, vedete, che abbiamo ad Ariccia. Purtroppo questo è molto rovinato perché si trovava nelle soffitte e quindi nel giro di alcuni decenni prima dell'acquisto si è molto degradato. Ecco, questo era invece in una foto scattata da Francesco Chigi ai primi del Novecento. Vediamo le condizioni senz'altro molto più buone. E questa foto è di grande interesse perché i Chigi avevano Francesco Chigi, che è stato tra l'altro fondatore del Giardino Zoologico di Roma, era un ornitologo, aveva una grande passione per la fotografia e quindi ha scattato migliaia di fotografie che sono, tutti i negativi sono conservati presso l'Istituto del Catalogo della Documentazione dal 1970. Sono una documentazione straordinaria e noi abbiamo molte stampe di queste fotografie ad Ariccia, molti album di stampe fotografiche, e questa sala fa proprio parte di quel ciclo settecentesco che vi dicevo, quindi probabilmente erano rimasti lì in quelle sale. Vedete, questo è ancora il palazzo di riferimento. Questo invece è un fitto arazzo sempre ad Ariccia che non ha un corrispettivo in un vero arazzo. Questo sia perché non è mai emerso, sia perché negli inventari del Palazzo della Cancelleria, siamo intorno al 1740, ce n'erano 17 di arazzi, ma non c'era questo. Quindi i finti arazzi erano in numero superiore rispetto ai veri arazzi. Io credo che fossero una ventina. 12 sono documentati nell'inventario pubblicato da Olseschi e 8 furono inviati invece nella villa Ottoboni di Velletri. E guarda caso, questi di Ariccia e anche altri che vi mostrerò in buona parte provengono da Velletri, quindi lo spostamento nell'ambito dei castelli romani da una dimora all'altra sembra accertato. Ecco, questo invece è un altro fittarazzo che non avevo pubblicato e che è riemerso recentemente sul mercato antiquario. È un dono di nozze di Agostino Chigi, l'ultimo Agostino. I Chigi sono tutti Agostino, per cui per ricordarsi il quarto, quinto, c'è una lunga. Quindi l'ultimo Agostino, quello che è morto nel 2002, in un matrimonio regalò questo fittarazzo per un matrimonio che è recentemente riemerso. Ecco, vedete, questo si trova a San Francisco. Ecco, poi sempre come novità che propongo in questa sede, di nuovo una fotografia che risale ai primi del Novecento di Francesco Chigi. Si vede che nella sala dei cani, l'attuale sala dei cani, si vedono 2 finti arazzi sullo sfondo. Una cosa molto curiosa, perché tutti gli inventari, compresi quelli del Settecento, i cani levrieri di Michelangelo Pace da Campidoglio stanno seppelliti, che ancora oggi si trovano lì. E quindi è una curiosità questo fatto che per un breve periodo siano stati sostituiti dai finti arazzi, che rappresentano le storie di Olindo, della Gerusalemme liberata. Gli arazzi c'erano, però non sono mai riemersi degli arazzi documentari degli inventari, e questi finti arazzi li conosco solo attraverso
una fotografia. Vedete? Il riferimento probabilmente sono tutte illustrazioni della Gerusalemme liberata, già dal 500, poi le illustrazioni del 600 che hanno fornito spunti iconografici per tutti gli artisti. Voi sapete che la Gerusalemme liberata ha avuto un enorme successo iconografico a partire dall'ambito dell'ambiente carraggesco, anche in Francia, a Fontainebleau, e poi ricordiamo il ciclo di Conversano, straordinario di 10 finti arazzi, e questi fungevano da riferimento. Però ecco, troviamo Perrier e ancora Paolo Finoglio nel ciclo di Conversano. Sono 10 tele sulla Gerusalemme liberata, quindi è il ciclo più importante prima di quello Ottoboni. Sto concludendo. Luca Giordano, mostro soltanto degli esempi. E poi un altro ulteriore, sempre documentato dalle foto di Francesco Chigi, Rinaldo che uccide Germano. E vedete, si trova sempre nella stessa sala, e la cosa interessante è che sopra la porta c'è un sovrapporta con un paesaggio, sempre un fitto arazzo, quindi era tutto arredato questa parte della fabbrica con questi finti arazzi. Grazie moltissimo per questo intervento così interessante che rimette insieme tante cose. Poi se ci sarà tempo per una discussione vorrei capire cosa combinava il cooperativismo in tutto questo, perché qual è il suo ruolo, si ha probabilmente lui le cornici l'ha fatte lui, sicuramente l'ha fatta lui. Io credo che sia anche intervenuto nella progettazione, nella composizione, quindi, e poi nel stabilire, insomma, quelle che erano le cose da fare, insomma, insieme a Ottoboni. Va bene, va benissimo. Allora, con questo forse escludiamo bene con l'intervento successivo, dove Stefano Pierguidi della Sapienza parla della collezione Ottoboni e dice criteri di allestimento, perché stiamo girando intorno a un problema in cui forse un architetto progetta proprio la disposizione spaziale. Recentemente Marisa Tabarini ha tirato fuori l'esempio di Windsor, dove Francesco Fontana progetta le sistemazioni stanza per stanza dei cartoni di Pietro Cortona per la Basilica Vaticana. Qualche anno fa Simona Valenti ha fatto vedere Alessandro Specchi che progetta stanza per stanza gli interni della fototeca capitolina, quindi siamo in un periodo in cui già 3 fonti ci illuminano appunto che gli architetti cominciano a progettare questi spazi. Vediamo poi anche il collezionismo appunto del cardinale Ottoboni, che stavo dicendo appunto è un po' una specie di contagiatore, perché se no non si spiega appunto il collezionismo di altre figure. Stavo raccontando che Handel a Londra ha lasciato una notevole collezione di quadri con una notte su di Mena, due Watteau, tanti Poussin che non sappiamo se sono veramente Poussin o erano degli Olivier, però chissà dove l'ha presa questa infezione, questa febbre, diciamo, Handel, se non appunto a Roma da giovane nella cerchia pompeiana. Mi stavo vedendo che c'è l'unico grande musicista che oltre a Corelli che ha questo tipo di collezione, quindi ben si accordano questi temi, non credo che sia un professor Piovini. Sì, senz'altro. Infatti tra l'altro ringrazio Petrucci come anche Karen Wolf e Manfredi, perché gli ultimi 2 per avermi invitato, ma tutti e 3 per aver anche letto in anteprima il mio testo, perché chiedevo loro appunto pareri, e in merito appunto a quello di cui ha parlato Petrucci io tornerò. Allora, in una lettera del giugno 1635 al suo agente in Inghilterra, che teneva i rapporti con la regina Enrichetta Maria, Francesco Barberini scriveva: degli antichi pittori più stimati non torno in particolare a dire i nomi, essendo noti a vostro Signore. Solo dimando se i quadri dei Carracci, che qui a Roma sono in stima, quanto siano quelli dei pittori antichi, sono così stimati. Il cardinale non era certo che oltralpe, e per di più nella lontana Inghilterra, le opere di Carracci
pittori che nel 1635 potevano ancora considerarsi quasi dei contemporanei, fossero già tanto ricercate quanto quelle dei pittori antichi stricto sensu, ovvero in primis Raffaello, Correggio, Veronese e Tiziano. Quella questione stava nascendo proprio allora. I dipinti dei maggiori maestri del passato, già storicizzati, erano sempre da considerarsi più preziosi di quelli dei tempi più vicini? La collezione Farnese, che era ricchissima tanto di capolavori di Tiziano, Raffaele e Sebastiano del Piombo, quanto di tele dei Carracci e dei loro allievi, nel 1644, ovvero negli stessi anni della lettera che abbiamo appena letto del cardinale Barberini, risultava allestita secondo criteri che, sebbene non ferrei, erano ben riconoscibili. Al piano nobile erano esposte soprattutto le opere dei pittori moderni, mentre nella vera e propria quadreria, le stanze dei quadri, come si parla appunto di inventario, al piano superiore, protagonisti erano i pittori del Cinquecento. Si potrebbe discutere se, quindi questo, tanto un pittore appunto moderno, Carracci, e diciamo si potrebbe discutere se in questa disposizione fosse data più importanza ai primi e ai secondi, ma in questa sede si vorrebbe piuttosto stabilire se all'interno della collezione Ottoboni, un secolo dopo, fossero ritenuti più importanti dal cardinale stesso e più in generale dai suoi contemporanei i dipinti moderni, in gran parte commissionati da Pietro, o quelli antichi, che egli aveva per lo più ereditati dal Papa Alessandro VIII. E una chiave di lettura in questo senso può essere offerta non solo dalle valutazioni di quei dipinti subito formulate dopo la morte del cardinale, ma anche dalle scelte che furono prese dagli agenti di Federico Augusto II di Sassonia in quegli anni alla ricerca di opere per arricchire la galleria di Dresda. Il tema, in rapporto alla collezione del vice cancelliere, è di particolare interesse, poiché dall'inventario topografico post-mortem dei suoi beni, stilato a partire dal 5 marzo 1740, si desume chiaramente come anche l'Ottoboni, nel disporre i dipinti della propria collezione, avesse distinto le opere dei maestri antichi da quelle dei moderni, ed anzi in modo assai più netto. A distinguere i due casi studio, peraltro, era il diverso peso delle opere antiche nelle rispettive raccolte. I Farnese all'inizio del Seicento potevano vantare, come già accennato, un'eccezionale sfilata di capolavori di Tiziano, Raffaele e Parmigianino, rispetto alla quale sarebbero sembrata poca cosa le tele della stessa epoca esposte in Palazzo della Cancelleria alla data 1740. Di ben altra rilevanza erano le opere dei pittori moderni che il cardinale aveva commissionato o in misura minore acquistato sul mercato, che anche numericamente avevano un peso infinitamente superiore rispetto alle tele cinquecentesche e anche, se vi aggiungessimo, quelle del primo Seicento. E si trattava tanto di dipinti su tela di grandi dimensioni quanto di altri, soprattutto su rame, di dimensioni assai più contenute. A quelle opere, i cui soggetti erano stati selezionati di volta in volta dal committente, il cardinale aveva destinato degli ambienti precisi della propria residenza e nella letteratura artistica contemporanea si trova eco di quelle imprese. Il 6 ottobre 1708 l'abate di Polignac scrisse da Roma una lettera indirizzata al marchese di Torsin nella quale riferiva: egli, il cardinale, ovvero il cardinale Ottoboni, mi ha pregato di fargli pervenire da Parigi un piccolo quadro del quale io vi invio le misure, fatto dal migliore pittore di Francia, per metterlo in un cabinet dove egli ha riunito molti dei migliori pittori moderni di tutta Italia. Tra il 1715 circa e il 1724, nella sua biografia di Francesco Fernando detto l'Imperiale, Nicola Pio scriveva invece: e ultimamente ha fatto un gran quadro di storia sacra per il gallerione dell'eminentissimo cardinale Ottobono. Nel cabinet, che secondo le parole dell'abate di Polignac raccoglieva i dipinti dei migliori pittori moderni di tutta Italia, erano riuniti gli esponenti della scuola romana, intesa in senso ampio, da Maratti a Gaulli, fino a Luti e fino ai pittori di corte del cardinale, Trevisani e Conca, accanto a pezzi del napoletano Solimena e dei bolognesi Cignani, Crespi, Franceschini e ancora dei francesi Coipel e Vlegels e infine dell'olandese Van der Werf. Si trattava in realtà di due ambienti, non di uno solo, di ridotte dimensioni, ricolmi di opere che misuravano in genere 3 o 4 palmi d'altezza. Nel primo, più prezioso, erano i veri e propri capolavori, come questo di Maratti. Nel secondo erano dipinti assai simili per formati e caratteristiche, opere di artisti ritenuti dal cardinale poco meno importanti, quali i allievi di Maratti, Passeri e De Pietri, o ancora il napoletano Giaquinto e il bolognese Dal Sole. Non è purtroppo facilissimo stabilire dove si trovassero questi ambienti, e questo è, diciamo, il nodo fondamentale del mio intervento.
perché l'inventario del 1740, stilato nel corso di molti giorni, spesso non specifica in quale piano si trovassero gli stimatori. Anche per questa ragione, come si sa, ci sono state molte discussioni in merito all'identificazione del luogo dove si trovava il celebre teatro, anch'esso puntualmente descritto nell'inventario, senza che però venisse indicata chiaramente la sua ubicazione all'interno del palazzo. Con ogni probabilità doveva essere ad ogni modo l'ambiente indicato col numero 10 nella pianta che qui vi sto facendo vedere, quella pubblicata da Schiavi. L'inventario, dopo aver passato in rassegna gli ambienti di servizio al pian terreno, passava da un appartamento al piano nobile, partendo da quello indicato come secondo salone della cancelleria, che credo si tratti del numero 7, per distinguerlo dalla cosiddetta sala dei 100 giorni, che come la successiva sala Arialia, e qui le identificazioni sono certe, la sala 6 e 3, avrebbe contenuto poche suppellettili e nessun dipinto, avendo le pareti, come sappiamo, già interamente decorate. Venivano poi descritte le stanze con i preziosi arazzi, quelli di cui ci ha appunto parlato poc'anzi Petrucci, e i baldacchini, che già avevano suscitato l'ammirazione di Pietro Rossini nel 1693, fino ad arrivare, credo, all'ambiente 34. Una stanza di questa sequenza era infatti detta della ringhiera, da identificarsi con i balconi sopra il frontale d'ingresso, l'ambiente 37. Se però uso sempre il condizionale è perché quell'ultimo ambiente, quello che io appunto ho identificato con il 34, veniva indicato come l'ultima stanza che risponde al pellegrino incontro la Madonnella, e questa Madonnella doveva essere quella che ci ha mostrato questa mattina Flavia Matitti, ovvero la Madonna di San Filippo Neri, fatta realizzare dallo stesso Ottoboni nel 1716, che si trovava in realtà di fronte alla stanza indicata con numero 24 nella pianta, quindi un pochino più sopra, lungo sempre la via del Pellegrino. E allora se ne potrebbe dedurre che quel primo appartamento passato in rassegna andasse dall'ambiente 7 al 24. Ma come vedremo, l'ambiente 24 doveva essere la stanza dell'alcova citata dall'inventario più avanti. Dopo aver passato in rassegna uno degli appartamenti al piano di sopra, quello con le pitture che fingevano arazzi di paradisi e borgognoni di cui sempre ci ha parlato Petrucci e sempre descritta anche da Rossini nel 1993, l'inventario arrivava ad una galleria al secondo piano, di cui si parlerà più avanti, e ai due già citati cabini con piccoli dipinti sul rame, che erano indicati proprio come successivi alla suddetta galleria. Il gallerione ricordato da Nicola Pio, invece, sempre attraverso l'inventario topografico del 40, dovrebbe essere senz'altro identificabile con l'ambiente indicato nel documento come Galleria Grande, ovvero quello con il numero 19 nella pianta. Ma in realtà si trattava di due ambienti, quindi tanto quello quanto quello immediatamente successivo, probabilmente il 18, siamo nella parte superiore della pianta. Subito prima della Galleria Grande, secondo l'inventario del 40, era la stanza che fa cantone verso il Pellegrino, contigua alla suddetta stanza dell'alcova detta del Pussini, ovvero l'ambiente d'angolo e quindi il numero 23, e allora l'alcova precedente doveva essere, come anticipato, l'ambiente 24. Non riesco, a risolvere questo dubbio, e forse l'inventario tornava due volte nello stesso ambiente. Certo, se proprio il 24 fosse stata l'alcova, avrebbe avuto un senso che il cardinale avesse fatto realizzare quell'edicola con la Madonna di San Filippo Neri proprio di fronte ad essa. Ad ogni modo, la stanza del Pussino era, al pari del successivo, quindi il grande gallerione, uno degli ambienti più prestigiosi dell'intero palazzo, custodendo quasi 100 paesaggi di Dioguet. Quelle tele, spesso di dimensioni ridotte, nessuna delle quali oggi identificabile con certezza, ma forse qualcuna proprio stamattina mi è stato detto è stata rinvenuta, dovevano comunque essere davvero stipati in quella stanza, ma l'indicazione dell'inventario è inequivocabile. Nella galleria successiva, quindi ripeto, la 19 e l'ambiente subito successivo, erano soprattutto tele di dimensioni imponenti, le cui misure andavano dai palmi 10x8, ad esempio il Cristo della Samaritana di Trevisani, che veniva stimato 300 scudi, fino ai palmi 10x19 della strage degli Innocenti dello stesso Trevisani e i Re Magi con Erode di Conca, che entrambe poi approdate a Dresda, di cui abbiamo sentito parlare tanto da Epifani quanto da Karen Wolf, che venivano valutate la cifra più alta, 1000 scudi. La prima è andata e distrutta durante la seconda guerra mondiale, ma la Gemald Gallerien ha recentemente acquistato quello che si ritiene un modello preparatorio. La seconda, l'abbiamo già vista appunto questa mattina, si conserva ancora nel museo tedesco. A quel ciclo di tele, raffiguranti tutti gli episodi dell'infanzia di Cristo, avevano lavorato altri pittori della scuola romana, quali Chiari,
autore della Adorazione dei Magi, sempre oggi a Dresda, valutata una cifra molto alta, 800 scudi, il già citato Imperiali, come ci diceva Pio, con la presentazione di Cristo al Tempio, e anche Pesci con il perduto battesimo di Cristo. E oggi il Karen appunto ha proposto la ricostruzione di questo ciclo come composto di 8 tele, perché probabilmente lei ha senz'altro ragione a dire che inizialmente così era costituito questo ciclo, che però evidentemente poi deve essersi pian piano esteso, perché dall'inventario emerge che in questi 2 ambienti consecutivi erano in tutto 14 dipinti con soggetti tra loro tutti coerenti con episodi dell'infanzia di Cristo, di dimensioni tutte simili. Allora, l'unica importante eccezione in quella sfilata di pittori della scuola romana era costituita dal bolognese Crespi, che aveva contribuito al ciclo, senz'altro il più prestigioso della raccolta Ottoboni, con una Sacra Famiglia e un transito di San Giuseppe, entrambi di palmi 10x8, estimati 300 e 400 scudi. Su queste tele si ritornerà più avanti, sono oggi nei 2 maggiori musei russi. Nel primo dei 2 ambienti, nella grande galleria, erano anche le 2 sibille di cui ci ha parlato sempre Epifani. Tutti i dipinti esposti in quegli ambienti, tanto i piccoli nei cabinet al secondo piano quanto i grandi nel gallerione, erano opera di pittori attivi nei primi 2 decenni del Settecento, sebbene alcuni di questi pittori fossero allora già anziani, quali Maratti e Cignani, che infatti pinsero solo delle piccole Madonne col bambino per i cabinet. Un numero significativo di dipinti antichi, come anticipato, era stato ereditato dallo scomparso pontefice nel 1691 ed i più importanti o presunti tali erano stati tempestivamente segnalati nella prima edizione del Mercurio Errante, a cui ho già fatto riferimento, di Rossini del 1693, dove erano indicati nell'appartamento a piano nobile, e si trattava di un ritratto di Nostro Signore di Raffaele, un quadro di Nostro Signore incoronato di spine di un fiammengo di grandissimo gusto, un quadro di Nostro Signore che distribuisce il pane dei Lanfranchi, un San Bastiano di Giacinto Brandi, Santa Martina di Perro da Portona, 3 quadri, uno di Nostro Signore, l'altro della Madonna, il terzo di Arianna e Bacco, pezzi rari di Guido Reni, un quadro grande di molte figure fatto da Tiziano, l'Adone dello Spagnoletto, un quadro che rappresenta Nostro Signore che lava i piedi agli Apostoli di Paolo Veronese. Vi sono 2 pezzi del Bacicci e varie altre belle pitture. Solo i quadri del Baciccio, di cui non veniva precisato il soggetto, potevano essere considerati a tutti gli effetti dipinti di un maestro moderno, ma a quella data non aveva ancora preso forma la vera e propria collezione personale del cardinale, e quindi il maggior peso accordato da Rossini ai maestri antichi rispetto ai viventi non è di per sé rivelatore. È possibile individuare nell'inventario topografico del 40 diversi dei dipinti citati dal Mercurio Errante, e non a caso si trovavano tutti insieme in un ambiente descritto puntualmente, facciata per facciata, caso unico in tutto il lunghissimo inventario topografico, e quella stanza si trovava senz'altro al piano superiore. L'inventario precisato in questo caso segue l'appartamento nobile di sopra. Si trattava di pezzi ritenuti ancora nel 40, forse giustamente, molto importanti. Il Bacco Arianna di Reni, forse quello oggi all'ACMA di Los Angeles, sarebbe stato stimato, in vista della vendita della collezione, ben 600 scudi. D'altronde dello stesso Guido, sempre in quella stanza, si trovava anche una mezza figura di San Giovanni Battista in una tela da testa, valutata a 200 scudi. Rozewski a tal proposito citava la tela dalla Galleria Sabauda. Per avere dei termini di paragone si consideri che i 2 preziosi perduti rametti di Solimena, custoditi nel primo dei 2 cabinet, erano valutati insieme 200 scudi. Al Salvatore, riferito ipoteticamente a Raffaello o a Leonardo da Vinci in 3 palmi scarsi, era assegnato un valore di 400 scudi, quindi molto alto, solo 100 in meno dell'Annunciazione attribuita a Lanfranco, che pure era piuttosto piccola, misurando sempre 3 palmi, o della Santa Agnese di Paolo Veronese, che si trovavano tutti questi dipinti sempre nello stesso ambiente. E sempre lì erano altri dipinti riferiti ai pittori del Cinquecento o primo Seicento veneziano, quali Bassano, Palma, ma anche opere assai più moderne, come la cecità di Tobia di palmi 7x5 di Lot, stimata a 250 scudi. I maestri del Cinquecento erano affiancati a quelli di primo e pieno Seicento, e a pittori da sempre nel canone dell'eccellenza, quali Raffaello, Tiziano e Veronese, si alternavano i nomi assai meno prestigiosi del Borgognone, un cortonesco, e anche del caravaggesco Giuseppe de Ribera. Unico minimo comune denominatore tra quei maestri, insomma,
era la loro appartenenza ad un passato più o meno lontano. Lot, di cui vi faccio vedere un altro dipinto solo insomma, per ricordarci che è Lot come dipinge e come appartiene al pieno 600, era certamente il più moderno tra quei pittori, apparteneva alla gloriosa stagione dei quattro Carli, Cignani, Maratti, Lebrane e appunto Lot, ma mentre Maratti e Cignani avevano dipinto le loro Madonne col bambino su commissione diretta dell'Ottoboni, proprio a cavallo tra 6 e 700, la tela di Lot doveva essere entrata nella collezione del cardinale attraverso un acquisto sul mercato. Quel grande rappresentante della scuola veneziana di origine tedesca era scomparso nel 1198 e dal 92 era stato pittore di corte dell'imperatore Leopoldo I d'Asburgo. La presenza di una sua tela in quell'ambiente dedicato a quelli che erano giudicati come, potremmo dire, degli old masters, non era quindi davvero incongrua. Sebbene la maggior parte delle opere qui citate non sia identificabile con certezza, sembrerebbe che le stime fossero date in ragione dei singoli pezzi, non solo del nome a cui erano riferiti, e quindi il Raffaello era stimato meno del Lanfranco e meno del Bacco Arianna di Reni. Quei quadri antichi potevano considerarsi il vanto della collezione Ottoboni? Anche in mancanza di molti di essi, sembra pacifico rispondere negativamente. Ed è difficile credere che il cardinale avesse più care quelle tele rispetto ai rametti dei piccoli cabinet con quell'antologia della pittura moderna italiana e d'Oltralpe o rispetto ai quadroni delle gallerie maggiori. Questi ultimi sarebbero stati stimati cifre superiori fino a 1000 scudi e sebbene quelle valutazioni fossero prima di tutto in ragione anche delle loro dimensioni eccezionali, ne attestavano tutta l'importanza. Come anticipato, sono però gli acquisti compiuti dagli agenti di Federico Augusto II a suggerire che i dipinti moderni fossero giudicati, tanto a Roma quanto all'Oltralpe, i pezzi più pregiati della raccolta Ottoboni. Nel 1746, conclusa la trattativa per l'acquisto dei capolavori della raccolta estense, il veneziano Pietro Guaienti venne nominato ispettore della galleria di Dresda e fu incaricato di stilarne il catalogo, nel quale ai numeri 310 e 316 facevano la loro prima comparsa in Germania i 7 sacramenti dello Spagnoletto. Nell'inventario topografico del 40 del Palazzo della Cancelleria, quei dipinti erano i primi ad essere citati nella stanza detta della galleria, dove vi sono gli specchi infitti nella muraglia, un ambiente che nel percorso seguito dall'estensore del documento si trovava subito prima dei due piccoli cabinet in cui erano costruiti capolavori moderni di piccole dimensioni e quindi al piano sopra quello nobile, il secondo. I sacramenti ricevettero una stima complessiva di 1050 scudi, senz'altro lusinghiera, ma da paragonarsi ai 1000 che ciascuna da sola avevano avuto le due tele, peraltro vastissime, di Conca e Trevisani, con i visori dell'infanzia di Cristo. Subito dopo, in quella stessa galleria, erano 2 pandan di Luca Giordano, altri 2 del Borgognone, indicati come semplici battaglie. Poi era una eccezionale campagnata di Trevisani, che pur essendo solo una tela da testa e di traverso veniva valutata a ben 300 scudi e in cui si specificava vi era una quantità di figure. Seguivano tantissimi paesaggi dell'orizzonte, altri dipinti di Ricci, Cerruti e Baldi e infine i 16 celebri tondi con Cristo e gli Apostoli che il cardinale aveva esposto nel 1713 alla mostra annuale di San Salvatore in Lauro e che erano stati così descritti da Ghezzi. 16 tondi in ricche cornici quadre rappresentanti Nostro Signore, la Madonna e gli Apostoli, fatti fare apposta dai signori pittori viventi, i nomi dei quali qui si vedono nell'annesso foglio registrati. Quei pittori viventi, secondo l'espressione di Ghezzi, rappresentavano un'antologia praticamente completa della scuola romana del tempo. Si trattava dei già citati Trevisani, l'unico che aveva avuto l'onore di eseguire 2 tondi, Conca, Chiari, Luti, Passeri, De Pietri e Pesci, a cui si affiancavano anche Garzi, Procaccini, Morandi, Persson, Ghezzi, Rocca, Grecolini e Melchiorri. In quella galleria, insomma, erano non solo opere moderne, ma si trattava tutte di tele di diversi generi. Sembra anzi fossero programmaticamente rappresentati tutti i generi, paesaggi, scene di storia, battaglie, mezze figure di santi e dipinti che sfidavano il concetto stesso di genere, ovvero i sacramenti di Crespi. E magari proprio in rapporto a questa inedita riflessione sui generi, il Borgognone, un battaglista scomparso già nel 1176 e presente anche negli ambienti consacrati ai pittori antichi, era rappresentato nella Galleria degli Specchi. Sebbene tutti assieme, proprio per essere un ciclo così rappresentativo della pittura romana del tempo, i tondi con Cristo e gli Apostoli dovessero avere un'importanza tutta speciale e venivano infatti conservati in un ambiente di grande prestigio del palazzo,
Ciascuno di essi viene stimato nel 40 appena 25 o 30 scudi. E tutto sommato non sorprende che quelle tele non fossero oggetto delle brame dei collezionisti d'Oltralpe. Ma come si è detto, alcuni dei dipinti più importanti della raccolta Ottoboni emigrarono presto alla volta di Dresda. Luigi Crespi, nel 1769, riportava non solo che i sacramenti erano nella galleria dell'elettore, ma anche che la Sacra Famiglia e il Transito di San Giuseppe, che abbiamo già visto, sempre del padre, erano già entrate nella collezione di von Brühl, il primo ministro di Federico Augusto di Sassonia. Luigi Crespi stesso, a partire dal 1749, intrattenne un rapporto epistolare con il conte, dal quale era stato incaricato di segnalare opere che potessero essere acquistate dall'elettore. Sarebbero così partite alla volta di Dresda capolavori come l'Annunciazione di Francesco del Costa. Von Brühl, nell'ottobre del 1750, affidò a Crespi l'incarico di andare a visionare di persona la collezione Barberini, scrivendo: a Roma una ben cospicua galleria detta dei Barberini, colà desiderebbe che vostra illustrissima si trasferisse, ma sotto nome sua propria voglia, senza far comparire la corte nostra. Se ritrova qualche cosa di rimarco e di valore, tra altri degni quadri, devesi ritrovare uno di Raffaele rappresentante una sola figura, originale. Si trattava ovviamente della Fornarina. Non sappiamo chi selezionò per il conte Brühl e l'elettore le opere da acquistare a Roma dalla collezione Ottoboni, forse il veneziano Ventura Rossi, ma non ci sono dubbi che da Dresda si puntasse solo al meglio. E quindi di quel ciclo con episodi dell'infanzia di Cristo furono acquistate solo le tele più importanti, come appunto ho già detto Karen Wolf questa mattina. Opere di Conca e Trevisani, già forti di un prestigio internazionale, e ancora quella di Chiari, il maggiore allievo ed erede di Maratti, trascurando ad esempio quelli di Imperiali e Pesci. L'elettore non aveva nessun interesse a radunare tante tele di quei maestri, e così anche la donazione di Pastori di Conca, poi passata al Getty Museum, o la perduta Annunciazione di Trevisani, appartenenti al medesimo ciclo, non furono selezionate per l'acquisto. E lo stesso discorso è valido per Crespi. Se i 7 sacramenti passarono in blocco alla Galleria di Dresda, la Sacra Famiglia e il Transito di San Giuseppe poterono entrare nella collezione privata del conte von Brühl, da dove passarono a quella di Caterina. Ma soprattutto, e a questo voleva arrivare il discorso fin qui condotto, i consiglieri e gli intermediari di Federico Augusto non perorarono l'acquisto di nessuno degli Old Masters della collezione Ottoboni. Molti di questi, per la verità, erano sotto il vincolo del fideicommisso e dovevano quindi passare nelle mani di Pier Gregorio con compagni ludovisi. Non potevano quindi essere alienate opere come il Salvatore, riferito dubitativamente a Raffaello Leonardo, o ancora la Sant'Agnese di Veronese, ma altre tele, come il Bacco Ariano di Reni, magari proprio la versione oggi a Los Angeles, stimatissimo, non appartenevano a quel blocco, e neanche l'Annunciazione di Lanfranco. L'acquisto suggerito da Crespi e poi andato in porto dell'Annunciazione di Del Costa, ritenuto allora di Mantegna, così come lo scambio epistolare circa la Fornarina di Raffaello, dimostrano ad abbondanza come le opere di primo Cinquecento o persino più antiche rimanessero sempre quelle più ricercate a Dresda. Reni poi faceva discorso a sé e le complesse trattative per l'acquisto del perduto, questa è semplicemente una copia, Nimes Semiramide di Guido, già nella collezione Tanari di Bologna, condotte da Crespi per conto di von Brühl e dell'elettore, trattative conclusesi con l'acquisto nel 1752, confermano come anche dopo l'acquisto dei 100 capolavori della Galleria di Modena, tra i quali era compresa una grande pala di Reni, a Dresda non ci si riteneva soddisfatti e si continuavano a cercare le opere del celebratissimo maestro. Se insomma quel Bacco Arianna, che pure era già stato citato da Rossini nel 93 tra i dipinti più importanti della collezione Ottoboni, non fu acquistato per la Galleria di Dresda, è perché non si trattava di un'opera dalla fama indiscutibile. Il Nimes Semiramide Tanari, ad esempio, era stato lodato da voci ben più autorevoli di Rossini, quali Malvasia e Algarotti, il quale Algarotti in passato era stato anche agente della corte di Dresda. Il Bacco Arianna evidentemente non arrivò a sollecitare l'attenzione degli elettori di Sassonia e dei suoi intermediari. Pur senza voler esprimere un giudizio definitivo oggi, che sarebbe comunque arbitrario e forse anche antistorico, si ha l'impressione che in quell'occasione le scelte operate da Dresda e per Dresda fossero le più ponderate e accorte possibili. Erano le grandi tele con episodi dell'infanzia di Cristo e a maggior ragione i 7 sacramenti, le opere di maggior valore della collezione Ottoboni. Le guide romane di primo Settecento
tante peraltro, ripetendo tutte meccanicamente quanto scritto da Rossini nel 1193, si limitarono a citare sempre solo quei dipinti di Raffaello, Reni e Baciccio, nessun cenno ai dipinti di Trevisani, Conca, eccetera. D'altronde Charles de Brosse, nelle sue lettere familiari del 1739-40, aveva perentoriamente asserito che nessuno dei pittori moderni fosse all'altezza di quelli del secolo passato a Roma, fatta forse eccezione proprio per Trevisani, che peraltro era a quel tempo già vecchissimo. Al di là delle commissioni dirette ricevute quando questi erano ancora in vita, la fortuna collezionistica ad oltralpe di Conca e Trevisani, dopo la loro morte, non fu mai paragonabile a quella dei grandi bolognesi del primo Seicento. L'acquisto dei dipinti ottoboni da parte della corte di Dresda all'indomani del 40 segnò forse per i pittori del cardinale Pietro il capitolo più importante della loro fortuna europea, fortuna che proprio grazie a quegli acquisti arriva in qualche modo fino ai nostri giorni, con l'ingresso nella Gemäldegalerie Gallerie nel 2016 del modelletto di Trevisani di cui si è detto. Grazie. Per queste che poi piano piano si trasforma in una storia della ricezione e del gusto, dell'accoglimento di questi pittori prevalentemente romani in questo contesto europeo. Quindi ringrazio per questo prezioso innesto. Vedo con piacere che sono le 4 meno 3 minuti, sono troppo pochi questi 3 minuti per un dibattito. Prego. Allora una domanda solo. Non ci saranno raccolte altre domande. Devo dire per curiosità, quando mi hai citato due famiglie con modalità di certo scuri non più esistenti, ma si conosce il soggetto? Si conosce il soggetto, che in questo momento non ricordo esattamente, però glielo posso dire, riaccendo un attimo il computer. Diciamo, su quei cabini non mi sono voluto concentrare perché ho da poco pubblicato un articolo in cui diciamo, ho ritrascritto tutte le voci inventariali di quei dipinti, però le posso dire senz'altro il soggetto. Sono dipinti che vedo subito con una certa modalità perché sono sempre citati anche da dei dominici, quindi nelle fonti noi sapevamo di questi quadri e sì, io lo posso dire. Va bene, allora direi che chiudiamo questa Svizzera, diciamo, sessione svizzera di puntualità e ci chiudiamo questa cosa.